Il regista di questo affondo è stato Konate, che dalla sinistra è passato a destra, dicevamo che non dava punti di riferimento alla difesa, così è stato, è andato sulla destra, ha preso questo pallone, ha verticalizzato l'azione per Kofi che aveva tagliato molto bene, incertezza della difesa del Parma, e Kofi si è trovato un po' decentrato sulla destra, ma di fronte al portiere del Parma, di fronte a Mirante, e lo ha trafitto in diagonale da destra verso sinistra. Dall'altra parte c'è stata subito la reazione del Parma sulle ali dell'orgoglio, con il cross dalla destra di Castagni e Amauri, che si è inventato una rovesciata acrobatica che è passata con una conclusione che è passata di qualche centimetro al lato dell'incrocio dei pali destra della quarta difesa da Perini. Ora molto probabilmente vedremo un'altra partita con altri ritmi, anche perché il Parma deve rimontare, deve agguantare un pareggio per evitare che si interrompa la serie positiva, che come dicevi Emanuele sta proseguendo da moltissime giornate. Ricordiamo che l'ultima sconfitta è stata ad opera della Juventus.